cominciamo anche se non siamo tutti seduti, poi vuol dire che prenderemo posizione durante l'inizio. Prima di cominciare questa nostra serata, intanto benvenuti a tutti. Prima di cominciare questo nostro incontro, questa nostra serata sul tema quale giornalismo per rifondare la democrazia, il protagonista sarà naturalmente Padre Francesco Occhetta, vorrei dare un piccolo spazio ai colleghi di Sardegna 1. Credo che sia significativo che anche noi diamo la nostra solidarietà a dei colleghi che si trovano in un momento di difficoltà. Prego i colleghi. Non uso il microfono, si sente? È qui il microfono. Piacere, sì. Sono trascorsi 6 mesi dal passaggio di proprietà di Sardegna 1 TV, ceduta lo scorso 30 luglio dal vittore banchiere Giorgio Mazzella, presidente di Banca di Credito Sardo Gruppo Intesa, a una cordata di 3 imprenditori: Sandro Crisponi, amministratore delegato, 71% delle quote; Luigi Ferretti, patrone del network nazionale 7 Gold, 19%, e Mario Tasca, 10%. Costo dell'operazione 4.000 euro, il prezzo di un buon televisore al plasma. La situazione dell'emittente, già difficile al momento della cessione, è ora diventata drammatica. L'azienda, infatti, ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo, una riorganizzazione aziendale, così la definisce la proprietà. Riorganizzazione aziendale che prevede 13 esuberi, il 50% del personale. La proprietà intende licenziare 5 giornalisti su 10, tutti i cameraman, tutti i tecnici del settore produzione. Una scelta che la dice lunga sull'idea di televisione e di informazione che alberga nella testa di questi nuovi editori. A nulla dunque sono valsi i sacrifici fatti dai dipendenti, tutti, che negli ultimi 2 anni, con la sottoscrizione del contratto di solidarietà, si sono tagliati lo stipendio del 33%. È bene ricordare che i nuovi soci non hanno mai fornito alcuna garanzia finanziaria. Le aspettanze arretrate sono 6. Le quote PFR, i contributi volontari al fondo complementare pensionistico di tutti i giornalisti e di alcuni tecnici, continuano a non essere versate. Da oltre 4 mesi noi siamo riuniti in assemblea permanente, i sindacati hanno avuto in questi mesi diversi incontri con i massimi rappresentanti istituzionali della Sardegna per segnalare il rischio concreto della scomparsa di una voce storica del panorama editoriale sardo. Incontri che purtroppo non hanno portato ad alcun risultato. La nostra voce in questi giorni non era presente all'apertura ufficiale delle campagne elettorali dei 6 candidati alla presidenza della regione. A loro abbiamo rivolto alcune domande su come intendano regolamentare il sistema dell'editoria, governato finora da criteri discrezionali che consentono di destinare risorse pubbliche alle aziende editoriali senza alcun controllo. L'azienda, intanto, nonostante lo stato di agitazione e lo sciopero dei lavoratori, continua a mandare in onda un telegiornale, chiamiamolo così, contravvenendo alle più elementari regole della dialettica sindacale. Per questi motivi abbiamo deciso di intensificare le azioni di lotta. Siamo in sciopero dal 17 gennaio scorso, 21 giorni di fila, altre giornate di sciopero sono state programmate fino a domenica e la nostra mobilitazione non si ferma. In gioco, pensiamo, non ci sono soltanto i nostri posti di lavoro. La scomparsa di Sardegna 1 sarebbe un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione in Sardegna, e se dovessimo perdere questa battaglia saremo tutti un po' più poveri.
Grazie.